la lotta al consumo del suolo, la tutela dell'acqua, la tutela dell'aria. Europa Verde li ha in cima alla lista dei punti programmatici. Dopo circa 12 anni di militanza, il consigliere regionale Andrea Zanoni lascia il Partito Democratico per aderire ad Europa Verde, una svolta a sorpresa annunciata a Palazzo Ferrofini a Venezia in un incontro convocato appena un paio d'ore prima e motivata con la maggiore vicinanza dei Verdi alle sue visioni politiche. Io mi sono sempre occupato di tutela dell'ambiente, tutela della biodiversità, tutela degli animali, ho fatto importanti lotte contro il consumo del suolo, quindi Europa Verde è il partito che oggi più si occupa e ha ben chiaro in agenda tra i punti programmatici tutti questi temi che mi sono sempre stati molto cari e che magari qualche volta sono stati dimenticati invece dal Partito Democratico. Da almeno un ventennio Andrea Zanoni è impegnato sul fronte ambientalista non solo come politico ma anche attraverso una lunga militanza in numerose associazioni del settore. Nel PD era entrato nel 2013 dopo aver lasciato l'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, con la quale era stato europarlamentare dal 2011 al 2014. Andrea lo conosciamo da molto tempo, le nostre strade si sono incrociate più di una volta, sono battaglie comuni sul piano culturale e politico e quindi è un valore estremamente importante che rafforza quel progetto ecologista verde. L'ambientalismo determina scelte di sviluppo economico, di politica sociale e sanitaria, di tutela del territorio, anche in Veneto a partire da Venezia. Una reale tutela dell'ambiente laguna e della città storica, al disastro che è stato fatto per costruire una pista da bob, il tema dei PFAS e quindi l'inquinamento così pericoloso e pesante. La scelta di Andrea Zanoni è però anche inevitabilmente destinata a creare polemiche nel centro-sinistra veneto. Nello statuto del Partito Democratico Veneto c'è un limite di 2 mandati per l'elezione dei consiglieri regionali che lei ha raggiunto. Alle prossime elezioni regionali si candiderà coi Verdi? Bisogna sconfiggere questa destra che governa ormai da più di 25 anni. Questo per me è anche un passaggio di coerenza. Quindi è un sì? Sì, certamente. Senta, lei è anche il primo dei non eletti al Parlamento europeo, sempre con il Partito Democratico. Se dovesse esserci una defezione a Bruxelles, lei subentrerebbe in Parlamento. Con che casacca? Quella del PD o dei Verdi? Ma la risposta è scontata con Europa Verde.